Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. ADL. Chiunque può attraversare un momento di intensa delusione, ed è probabilmente quello che Antonio Conte ha pensato in quel momento, ma forse i tifosi si aspettano troppo da me. Sono molto bravo, ma non posso fare miracoli. Deve averlo pensato. Ricordo di averlo implorato di prendersi 2 settimane di pausa. Il campionato era sospeso, quindi quei giorni, ok, ma se sono 8 giorni, sono come 2 settimane. Gli dico, stai a casa, riposati, perché prima di tutto devi creare una barriera mentale. Poi ricordo anche che, un mese fa, mi ha chiamato e mi ha detto, possiamo vederci. Certo, caro Aurelio, sai, siamo amici. Ed è vero, perché la nostra amicizia è iniziata lì alle Maldive, circa 15 anni fa. Poi siamo rimasti in contatto perché ricordo di avergli chiesto delle informazioni. Gli dissi, senti, hai un nutrizionista? Perché? Sì, certo. Avevo questo tizio, e ricordo che all'epoca cercai di portarlo anche a Napoli, tanto che quando arrivò, la prima cosa che feci fu portare con me, che non era un vero nutrizionista, perché non aveva nemmeno avuto l'opportunità di esercitare la professione, era più un consulente. Cosa vi dicevate? Allora, ehi, bello, tutto bene? Tutto bene? E io ho detto, sai, i cicli finiscono prematuramente. Per me questa è casa tua, ma se non ti senti più in pace, non con Napoli, non con la città, ma con un formato di campionato che forse il Napoli ti impone di seguire in un certo modo, perché il Napoli non può essere il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il Barcellona, le 5 squadre inglesi, il Bayern Monaco. Quindi ovviamente dobbiamo attenerci a certi budget, non possiamo andare oltre. Inoltre, è anche chiaro che il campionato italiano non è poi così eccezionale, perché la qualità del gioco è forse calata molto, molto, molto. Poi ci sono le complicazioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, le complicazioni dell'arbitraggio, le complicazioni degli agenti che vogliono sempre dire la loro. Non so perché il governo non metta fine a tutto questo e non dica: guardate, cari club, perché non vi fate agenti dei giocatori? Dopo Bologna, ha davvero pensato di andarsene? Conte, dopo Bologna, quello che ho sentito, e che ho anche comunicato alla stampa, è che c'erano alcune situazioni che non mi piacevano. Ciò nonostante, ci vuole coraggio per prendere le cose sul serio e dirle, perché, onestamente, non ho mai giocato in campionati insignificanti, né ci giocherò mai, né penserò mai di succedere a un giocatore famoso che è già scomparso, che si tratti del Napoli o di qualsiasi altra squadra. Quindi, ero persino pronto a farmi da parte perché, ripeto, alcuni nuovi acquisti dal mercato non si integravano affatto con il vecchio gruppo, e si era creata una dinamica molto, molto difficile. C'è stato un momento in cui era giusto parlare apertamente, era giusto che tutti si assumessero le proprie responsabilità. Dopo, ho avuto la fortuna di trovare un gruppo con cui ho parlato molto, molto chiaramente, perché penso che ci siano momenti in cui bisogna essere onesti, bisogna essere corretti, onesti e parlare faccia a faccia. Abbiamo parlato, abbiamo chiarito, abbiamo detto che eravamo tutti sulla stessa barca, che dovevamo remare controvento, e abbiamo ricominciato. Quando ha comunicato la sua decisione al presidente? Un mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto nulla. Non mi ha spiegato alcun piano di riduzione del personale. Non volevo saperne nulla. Un mese fa gli ho detto, Aurelio, per via della nostra amicizia, sentivo che il mio tempo qui stava per finire. Quindi non si è trattato di una riduzione del personale o di un cambio di programma. Non c'era niente, perché non volevo saperne nulla, perché non mi interessava saperne nulla, perché la decisione era già stata presa da me. Quello che voglio dire, il motivo per cui ho preso questa decisione. Ho fallito in una cosa riguardo a Napoli, non sono riuscito a unirvi, non sono riuscito a portare unità a Napoli. Quindi dico, se non si porta unità nell'ambiente napoletano, diventa difficile competere con le altre squadre. E ho visto tanta ostilità, tanta discordia contro di me, contro i miei giocatori. E dico, chi diffonde ostilità è un fallito. E Napoli non ha bisogno di falliti. Quelli che scrivono solo per ottenere like sui post o per fare dirette, e poi dicono, avete visto come ha attaccato Conte? Come ha attaccato la squadra? Beh, il Napoli non ha bisogno di questo. Il Napoli ha bisogno di persone serie che vogliano amare la squadra, proprio come i tifosi che comprano i biglietti. E invece, queste persone dovrebbero prendere le distanze dal Napoli. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Forza Napoli sempre!